Sabato 18 alle ore 20 e 25 in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile: calze, mutande, le stagioni di flanella a tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Stiamo per collegarci con Wembley per trasmettere in Eurovisione la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Italia e Inghilterra, valevole per la Coppa del Mondo. Ugo, guardala, non sembra un angelo. Sì, va bene, adesso lasciatemi in pace, eh? Non voglio sentire volare una volta, Pina! Il Pepe! Pina, mi raccomando, Tocca il telefono! Tra pochi istanti ci collegheremo con Wembley per trasmettere in Eurovisione la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Italia e Inghilterra, valevole per la Coppa del Mondo. Pronto? Ragionier Fini! Fini! Io sono già in trincea e do la fermi dal Bione e 10 caffè contro 1! Italia! Hai sentito? Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo. Siete collegati, gentili telespettatori, allo stadio di Wembley, Londra, colmo di 120.000 spettatori. Le squadre si schierano al centro del campo per ascoltare gli inni nazionali. Ugo, credo che non potrai vedere la tua partita questa sera. Come? Dobbiamo uscire. Chi? Il dottor Riccardelli. No! Mi ha detto il ragionier Fellini che dobbiamo andare immediatamente a vedere un film cecoslovacco. No! Ma con sottotitoli in